Qui siamo a Rauscedo, ai piedi delle Alpi Carniche, e in questa zona poverissima è partita nel 1920 un'avventura che è diventata poi una leggenda, perché qui è iniziato l'innesto della vite. Un tempo per ovviare al pericolo causato dalla fillossera, i danni causati dalla fillossera, che è un piccolo afide portato verso la fine dell'Ottocento dall'America, si era trovata la soluzione tramite l'utilizzo del portainnesto, quindi del piede di una pianta mimembre. Veniva innestato in campo. Qui invece si trovò una soluzione innovativa che era l'innesto al tavolo e presso dei piccoli viticoltori della zona iniziò appunto questa pratica che portò alla produzione delle prime barbatelle innestate. Dopo una prima fase di avvio con l'innesto di piccole quantità, nel 1930 è stata costituita la Vivai Cooperativi Rauscedo. All'inizio era composta da 16 membri, poi via via si è allargata fino ad arrivare ai giorni nostri ad essere la più grande azienda vivaistica del mondo, con 200 soci e una produzione annua di 80 milioni di barbatelle innestate, che vengono vendute in Italia e in tutti i paesi dove c'è viticoltura praticamente. Ma tornando un po' indietro, i motivi che hanno determinato il successo di questa attività e di questa azienda cooperativa bisogna ricercarli proprio all'origine, perché qui era una zona estremamente povera. Qui il 90% della popolazione attiva emigrava in Francia, in Canada, in Argentina, in Venezuela. Poi con questa attività vivaistica e con l'arrivo dell'acqua, dell'irrigazione, del consorzio di irrigazione, dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno cominciato a far ritorno una parte di coloro che se ne erano andati e questo ha dato forza, diciamo, alla cooperativa stessa. Qui, proprio dove noi siamo, nel 1965 è stato creato il primo centro sperimentale dei vivai cooperativi Rauscedo ed era anche il primo centro sperimentale privato, perché non esisteva un centro sperimentale in Italia o in Francia o in altri paesi. Da qui sono partite le prime sperimentazioni a livello vivaistico, i primi lavori di selezione clonale, con l'aiuto chiaramente anche dell'Istituto Sperimentale di Viticoltura di Conegliano Veneto, e queste sperimentazioni, la selezione clonale e altre attività che si sono succedute nel tempo hanno permesso uno sviluppo importante alla cooperativa e soprattutto l'hanno resa in grado di poter produrre barbatelle di qualità, perché oggi la viticoltura mondiale ha bisogno di un prodotto di qualità, e di qualità significa la qualità sanitaria, la qualità genetica, oltre che la qualità morfologica. Qui oggi noi possiamo verificare lo stato sanitario di qualsiasi materiale vivaistico attraverso metodi diagnostici come l'ELISA test e PCR, però facciamo anche altri tipi di attività, ovvero sia la creazione di nuove varietà resistenti alle malattie. Tutti hanno a cuore la sostenibilità ambientale, tutti vogliamo dei vigneti che siano oggetto di pochi trattamenti fitosanitari, i consumatori desiderano bere un vino che sia salubre e noi stiamo lavorando per questo. Vogliamo abbattere l'uso dei pesticidi in viticoltura del 70-80%. Oggi siamo a livelli tra il 50, 60, 70% con queste 15 nuove varietà che abbiamo iscritto al catalogo nazionale e che si sono diffuse anche in altri paesi, perché negli Stati Uniti ne abbiamo inviato 6 varietà, e sono state registrate, in Francia altre 4, in Spagna, in Brasile, quindi un po' in tutti i paesi c'è questo interesse verso questi prodotti innovativi. Qui siamo in una delle serre del centro sperimentale dei vivai cooperativi Rauscedo ed è una serra molto particolare perché è dedicata alla valutazione della resistenza delle nuove varietà. Vorrei innanzitutto precisare che non si tratta di varietà transgeniche. Qui per creare una varietà resistente alle malattie si fa un semplice incrocio. Da una parte c'è la varietà che vogliamo incrociare, cioè il Merlot, il Cabernet, il Tempranillo, il Sangiovese, e dall'altra parte c'è un donatore di resistenza. Il donatore di resistenza è una vite
che ha una serie di geni che portano alla resistenza alla peronospora e all'oidio. Peronospora e oidio sono le due malattie che hanno maggior impatto economico sulla viticoltura mondiale, ed è per questo appunto che si usano molti pesticidi, fungicidi, per poter controllare la peronospora e l'oidio. Allora nel momento della fioritura si attua la fecondazione di queste, si fa questo incrocio tra la varietà nobile e il donatore di resistenza. Poi al mese di ottobre, quando l'uva è matura e i semi sono maturi, si estraggono questi semi e si mettono a germogliare. Bisogna sempre lavorare sui grandi numeri, quindi da 50.000 semi si ha un attecchimento di circa 25.000, di questi poi una parte daranno origine a piante con i caratteri di resistenza e un'altra parte saranno privi di questi geni di resistenza, quindi sono dei genotipi da eliminare. Dopo questa prima fase c'è un'altra fase di pieno campo che prevede per ulteriori 3 anni controlli sia agronomici, sia dal punto di vista della produzione, sia poi alla fine anche controlli dal punto di vista enologico. Solo i pochi genotipi interessanti, quindi resistenti, agronomicamente validi e in grado di dare vini di qualità, vengono ritenuti e quindi propagati e distribuiti ai viticoltori. E questo qui è un esempio. Qui abbiamo una varietà che è nata dall'incrocio tra il Pino Bianco e un donatore di resistenza. Questa è una barbatella in vasetto, questo non ha avuto alcun trattamento contro la peronospora e l'oidio, è in perfetto stato vegetativo. Chiaramente noi produciamo che barbatelle a radice nuda perché questo è un prodotto, diciamo, che si utilizza nella prima fase, nella fase sperimentale, però poi per le produzioni e per le commercializzazioni delle grandi quantità si fa uso appunto del vivaio tradizionale e quindi della barbatella tradizionale. Una varietà, un incrocio, un clone, un vitigno resistente possono essere validi dal punto di vista agronomico, ma devono anche rispondere a determinati requisiti enologici, ovvero sia devono dare vini di qualità. È per questo che nel 1965 abbiamo iniziato anche ad effettuare delle piccole vinificazioni che vengono effettuate utilizzando dei quantitativi molto ridotti di uve. Per i vini bianchi normalmente si utilizzano 100-150 kg, per le uve rosse si va a 200-300 kg d'uva. Dal 1965 in poi abbiamo modernizzato la nostra cantina. Prima si facevano in questo ambiente le vinificazioni dei bianchi e dei rossi, poi abbiamo deciso di costruire delle sale adeguate alla fermentazione dei vini rossi, alla chiarifica dei vini bianchi, alla fermentazione poi di vini bianchi e rossi, alla effettuazione anche di nanovinificazioni, perché quando si lavora su nuove varietà, quando si creano delle varietà resistenti per esempio o incroci, al primo anno si hanno dei piccoli quantitativi d'uva, si può disporre di 2-3 kg, 5 kg al massimo e quindi bisogna fare effettivamente delle nanovinificazioni. E queste sono molto importanti perché ti danno l'idea del potenziale enologico della varietà. Una varietà può essere resistente, un clone può essere interessante dal punto di vista agronomico, ma se non dà vini buoni non serve a niente e a nessuno. Per esempio, questo è il Soreli. Questo è nato incrociando il Tokai friulano col donatore di resistenza, il 20/3. Qui dentro c'è un vino che è nato da una varietà che ha una resistenza a peronospora e a oidio. È una vite, il Soreli, che ricorda in tutto e per tutto il Tokai friulano, quindi ha i sentori tipici del Tokai friulano, ha la struttura del Tokai, si differenzia in meglio, possiamo dire, a livello enologico rispetto a un Tokai friulano. Bella acidità, struttura, il sentore di mandorla che normalmente si nota nel Tokai friulano è meno accentuato rispetto al Tokai. Ma vi faccio anche un altro esempio. Prendiamo una varietà autoctona, il refosco dal peduncolo rosso. Bene, abbiamo fatto un grande lavoro di ricerca
sul refosco, perché tutti sanno che il refosco è una varietà tardiva e la maturazione tardiva, unita alla grande vigoria che ha la varietà, non è un fatto positivo, perché soprattutto in certe annate, con climi, con andamento climatico meglio, non confacente alla buona maturazione delle uve, rischiamo di avere dei vini che sono verdi, dei vini con tannino non maturo, un tannino verde appunto. Allora noi abbiamo selezionato due cloni, il VCR 470 e il VCR 67, che sono caratterizzati per avere una maturazione più anticipata rispetto alla varietà, di una settimana più o meno, di avere un contenuto in polifenoli ed antociani elevato, ma soprattutto di avere dei tannini morbidi. Quindi la varietà in questi due cloni riesce ad avere una maturazione polifenolica migliore e più anticipata rispetto alla varietà stessa. Ecco, facendo la comparazione dei due vini, nati appunto da queste micronificazioni sperimentali, il viticoltore può decidere quale clone è più confacente ai suoi obiettivi enologici. Può essere che gli interessi più il 470 oppure il 67. E così si è sviluppato il lavoro di selezione clonale in Italia e in tutti gli altri paesi. E noi in questo momento abbiamo più di 430 cloni iscritti al catalogo nazionale che rappresentano un terzo. Gli altri cloni sono stati costituiti dagli istituti sperimentali. E questo è un fatto, diciamo, positivo perché la selezione clonale ha portato al miglioramento della viticoltura italiana, viticoltura francese, spagnola, un po' la viticoltura di tutto il mondo. Il clone non è altro che la selezione all'interno della varietà di individui con particolari caratteristiche. Poi questi individui selezionati vengono moltiplicati per via agamica e quindi i discendenti, diciamo, sono esattamente uguali al capostipite. La cooperativa, per avere a disposizione ogni anno 80 milioni di barbattelle, deve porre a dimora attraverso i propri associati almeno 1200 ettari di vivaio. A partire dal cuore di Magredi, dove siamo qui, quindi in terreni ricchi di sasso, ma anche terreni leggeri, perché hanno un contenuto di sabbia elevato, hanno poca argilla, fino praticamente verso il mare Adriatico, dove chiaramente ci sono dei terreni con un contenuto elevato di sabbia, poca argilla e particolarmente adatti alla coltivazione di vivaio. Questi 1200 ettari non sono coltivati ogni anno a vivaio, si deve ruotare praticamente un anno a vivaio, poi 5-6 anni a soia e a mais. Questo per far riposare i terreni, per avere un terreno praticamente vergine che accolga l'inesto talea, la barbatella, e la possa ben far sviluppare e eviti anche delle contaminazioni di organismi nocivi. E la resa media dei vivai è del 75-76%, è una delle più alte che si possono registrare nel mondo vivaistico. Certe combinazioni si arriva addirittura all'80-90% di resa ed è per questo motivo, per le condizioni pedoclimatiche, per la tenacia dei soci, per l'organizzazione cooperativa, che siamo leader di mercato. È per questo motivo che qui si è creato un distretto vivaistico che è il fiore all'occhiello della nostra regione, del Friuli Venezia Giulia.